Mantova scende in campo Rimini a caccia di punti preziosi per la salvezza. 4 sconfitte nelle ultime 4 trasferte per i biancorossi, l'ultima pesantissima nel recupero di mercoledì contro il Bellaria. Nel riscaldamento si infortuna Pettarin, viene sostituito all'ultimo momento da Burato. È il Mantova nei primi minuti a cercare di fare la partita, palla buona di Pietri Biasi che però viene respinta da Scotti. Poi è solo Rimini, azione dei romagnoli con un tiro da fuori area di Andrea Brighi che viene parato senza problemi da Festa. Ancora Rimini, cross di Buonocunto, colpo di testa di Zanini, in tuffo la palla finisce a lato. Ancora Rimini, tiro da fuori di Baldazzi e la palla viene sollevata in calcio d'angolo da Festa. Ancora Rimini, sempre da fuori area, la palla arriva a Valentini, tiro da fuori e palla che sibila di 1 metro a lato della porta difesa da Festa. E sono ancora i riminesi con un tiro da fuori di Rosini che anche in questo caso esce fuori di poco. Su calcio d'angolo il Mantova serragliato in difesa, per poco non capitola con il colpo di testa di Degano che esce a lato di 1 metro. Il Mantova sul fine del primo tempo si affaccia timidamente nell'area del Rimini, passaggio di Spinale per Del Sante che viene però bloccato da Scotti. Nel secondo tempo non succede nulla per quasi 20 minuti, la prima occasione arriva sui piedi di Buonocunto che calcia da fuori area la palla controllata senza problemi da Festa. Poi al 28esimo miracolo dell'estremo difensore biancorosso, mischia nell'area del Mantova, la palla buona arriva a Gerpino Polo che da 0 metri colpisce di testa a colpo sicuro, la palla viene deviata in calcio d'angolo da Festa. Mantova che ha un'occasione con Galbiati il cui tiro finisce abbondantemente a lato. Finisce 0-0, il Mantova porta a casa da Rimini un buon punto, le dirette avversarie per la zona salvezza si allontanano, in particolare il Savona, ma comunque a questo punto dà una buona base per ripartire.